Due gravi incidenti nelle ultime 24 ore nel Vicentino, l'ultimo stamattina all'alba a Costa Bissara, con due giovani feriti portati in ospedale in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'auto a bordo della quale viaggiavano due ventenni, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, sarebbe andata ad impattare contro un ponticello. Sul posto immediato l'intervento dei soccorritori del SUEM, i due giovani sono stati trasportati al San Bortolo. L'altro incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri ad Agugliaro, che ha coinvolto due auto. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco partiti dal distaccamento di Lonigo, che hanno soccorso gli occupanti dei veicoli coinvolti estraendoli dalle lamiere, uno dei quali in stato di incoscienza, consegnandoli alle cure dei sanitari del SUEM, che hanno provveduto all'ospedalizzazione degli infortunati. Estinto anche un principio di incendio che si stava sviluppando a seguito dell'impatto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi necessari.